Bene, oggi vi parlo di un prodotto antico, 26 anni, è 26 anni che vendiamo questo prodotto con un grandissimo successo, un prodotto che ci ha dato una soddisfazione enorme, si chiama Spatola Stucchi, conosciutissimo, prodotto alla calce, naturale. Questa proprietà di essere naturale gli dà la possibilità di essere molto colorato. Abbiamo una gamma colori invidiabile. Oggi vi facciamo vedere con Andrea i trucchi, gli ultimi trucchi per applicare benissimo, molto velocemente Spatola Stucchi. Oggi cominciamo con un colore, il GF, ma come sempre tutte le nostre lavorazioni iniziano con il primus. In questo caso il primus naturale. Ecco, siamo a comporre il colore, questo è quello da me scelto, qui c'è la formula, ma Andrea sa tutto, quindi facci vedere come si mescola. Ecco, il nostro primus naturale è asciutto, questo ha la giusta rugosità per portarsi dentro lo Spatola Stucchi nella prima mano. Possiamo stenderla tranquillamente. La seconda mano di Spatola Stucchi, qui decisamente un'operazione semplice, andiamo a posare per livellare, per lisciare, non serve alcun disegno, possiamo procedere. Qui nella seconda mano il prodotto viene molto assorbito e quindi la stesura è molto semplice. La magia di Spatola Stucchi, 2 mani ben tirate e già bello liscio. Adesso cosa ci resta da lucidarlo, un passaggio ancora alla terza mano, dove andremo a riempire tutti i pori e lo tireremo proprio perfettamente liscio e quindi completamente lucido, ma sempre traspirante. Adesso Andrea ci farà vedere tutti i trucchi della terza mano, che è l'unico punto un po' delicato. Primo trucco. Nella prima e nella seconda mano abbiamo usato il prodotto denso. Facci vedere, Andrea. Adesso, quando andiamo in terza mano, invece, lo vogliamo liquido. Come facciamo ad averlo liquido? Gli diamo una bella smossa ed lui è subito pronto. Vedete come diventa liquido ed è pronto per entrare nello Spatola Stucchi a chiudere tutti i piccoli pori. Qui si vede come Spatola Stucchi viene completamente assorbito. Lo applicheremo per circa 1 metro quadro e poi torneremo indietro per andare ad arricchirlo e rendere così molto più semplice la lucidatura. Ecco, qui stiamo arricchendo la terza mano e andremo ad appoggiarci soprattutto nelle zone che sono diventate chiare, perché lì dove c'è meno prodotto, questo ci dice c'è meno prodotto, noi lo andiamo ad arricchire in modo che la lucidatura nella fase successiva diventi semplificata. Ecco, adesso è il momento di lucidare, quindi quando comincia a tirare, Spatola Stucchi ti chiama, vai che ti chiama, vai. Io ti vedo.
Allora, questa parte adesso l'abbiamo vista lucidata, andiamo a stendere il prodotto da questa parte, ma le ultime spatolate verremo in questa direzione in modo che non segniamo la giunta. Questo è anche un trucco molto importante. Qui vediamo Andrea che passa il prodotto, abbonda, arricchisce, poi quando è il momento lo vediamo che con la spatola pulita, lui pulisce la spatola e lucida. Bagnato ancora il prodotto, schiaccia, compatta e lucida in un colpo solo. 1 metro alla volta fino ad avere tutta la parete completa. Bene, qui stiamo finendo la parete, andiamo a riempire, ricordiamolo, la carta vetrata non l'abbiamo vista, noi schiacciamo, quando hai finito di posare questa terza mano è già lucido. Meraviglioso, non è ancora asciutto. Domani ci vediamo qua, diamo la cera, già si vede come spettacolo. Insomma, 26 anni di questo lavoro, qualcosa sapremo fare. Bravo Andrea. Fantastico. Una notte passata, il muro è totalmente asciutto, lucidissimo. È lucidissimo di suo, non ha bisogno della cera. Ma la cera cos'è? Una protezione, è una garanzia e garantisce l'idrorepellenza. Vi facciamo vedere, qui abbiamo messo lo scotch, fino a qui metteremo la cera e sopra non la mettiamo. Poi vi faccio vedere perché e quali sono le qualità dello stucco a calce. Andrea, avanti. Qua si vede che spatola stucchi assorbe completamente, ma noi ne diamo poca di cera perché ci serve una quantità superficiale solo per garantire l'idrorepellenza. Qualora nel darlo si formassero delle righe per la spugna, con lo straccio andiamo subito a toglierle in modo che la superficie sarà poi perfettamente liscia. Ecco, quando diamo la cera ricordiamoci che sia liquida perché soprattutto d'inverno tende a solidificarsi e invece a noi serve liquida perché deve penetrare facilmente. Quindi o la agitiamo con un frullino oppure la riscaldiamo leggermente su un calorifero e lei subito diventa liquida perché è una cera totalmente naturale fatta appunto di cere d'api e saponi di Marsiglia. Questo è il passaggio finale, con un panno asciutto andiamo a lucidare come facevano le signore di una volta quando davano la cera per terra. Passavano un panno di lana o panno morbido per togliere le eventuali allonature. Bene, ottimo lavoro Andrea, bravo.
cerato molto bene, molto lucido, ma soprattutto è un prodotto assolutamente naturale. Adesso vi faccio vedere con i vostri occhi qual è la qualità di questo prodotto. Io adesso lo vado a bagnare e qua vediamo che assorbe completamente, mentre qua vediamo che l'acqua scivola via, guardate. Qui vediamo assorbire e qui vediamo l'acqua che scivola e non è più assorbita. Bene, siamo alla conclusione. Lavoro meraviglioso, c'è questa sensazione tattile che è il bello di questo prodotto, che è morbidissimo. Prodotto tra l'altro che per noi è una lunga storia, sono oramai 26 anni, ma si appoggia su una tradizione lunghissima, quindi andiamo a Venezia, il famoso stucco veneziano, ma andiamo a Grecia, Roma, Egitto, ancora oggi, Marocco, fanno delle lavorazioni similari usando questo sistema, cioè prendono un prodotto naturale e poi lo schiacciano con nel loro caso con una pietra, noi con questo ferro, e otteniamo questo muro super liscio che dà questo effetto lucido. Naturale, abbiamo visto quanto assorbe. Bene, sono alla conclusione, abbiamo fatto un'altra volta un film di spatola stucchi, speriamo di rivederci tra 26 anni a farne un altro. Ciao!